No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, oh che spuzza, se l'aveva pucciato dentro un incenso al gusto del freschin, mamma mia, io me l'ho anche lavato bene, no, con calma, sai, cioè, prima del weekend, no, che ti prepari bene tutto profumato, aspetta, mi sono appena tirato su a letto, devo ancora assumere il caffè, no? Mi ero cambiato le lenzuola, tutto profumato, tutto pulito. Dopo sotto a letto con sta spuzza di legna bagnata, bruciata. Oh, e oggi ti mostro il sexy outfit, non più dell'influencer, perché l'influenza ormai è mamma passata che a volte là dai grotti Slovenia. Stamattina modello menuno, però più tendente sull'autunno invernale. Braghettina del pigiama simil pile, un po' spiluccata e soprattutto maglia della salute che avviene fuori. Insomma, ieri no, io ho detto a Bettin, guarda che domani è domenica, no? Cioè io non mi alzo presto, cioè mi alzerò tipo alle 10, no? Per capirci. E lei fa, alle 10? Cioè, adesso non so se lui per alle 10 intendeva, no, minimo le 2 del pomeriggio, perché secondo me è ancora in letto, Bettin. Vediamo, mi vicino. Te che femo un risveglio molto dolce. Bettin! Sì, e io la devo dormire, Ariolati, io caro. Che si tirato su. E questo invece è l'outfit di Bettin, cioè capisci che razza di canale che ti stai guardando, non si può, dai. La giornata è bellissima, buongiorno Italia, il giorno dopo. Vedi come mi curo sempre bene l'immagine, no? Vedi, sono tutto pettinato, no? Adesso aspettiamo il Bettins che è là che ciacola il telefono con le morose. Io direi no, se vieni in Brussa anche tu, noi adesso facciamo sta roba qua. Vedi, quando entri nel grande parcheggio, diciamo, nella stradina a destra, c'è una piccola entrata di là e c'è scritto ingresso riservato ai soli addetti. Io sono comunque un addetto, non so cosa, ma un qualcosa nella vita sarò pure addetto, no? Quindi io posso andare, idem anche Bettin perché insomma mi segue, cioè è addetto a seguire l'addetto, insomma, ecco, una roba del genere. Poi invece lì a sinistra c'è l'ingresso per tutto il bosco, un'altra camminata lungo di là che non ho mai fatto, io l'ho fatta sempre solo di qua, quindi anche nei video vecchi con l'Alessia e la Ben siamo andati a sinistra, ok? E per carità hai la puntina nel sito, probabilmente adesso ad oggi il sito è anche oscurato perché ho fatto il cambio di dominio, ci sono stati dei qui qua con Aruba e pertanto adesso per 2 mesi io sarò senza sito internet, fantastico, no? Comunque vabbè, dopo di là ti ho detto attraversi il bosco e c'è il mare. Abbiamo provato ieri a battere i piedi nella sabbia in riva al mare, è molto molto dura, il che significa che in bicicletta ci si va alla grande, quindi noi forse andiamo anche a destra, non lo so, adesso vediamo, perché a sinistra per la spiaggia c'è il casone e la laguna, ti ricordi che eravamo andati nelle puntate precedenti? Il CP è pronto? Ah, che stiracchioni, è pronto il CP, guarda che stiracchioni. Ah, pronti? Cosa dici? Sei pronta? Andiamo in bici? E su, andiamo a fare il giro? Ah, si è pronti alla partenza. Proprio adesso devi fare la CP dance, dai che andiamo!
No, c'è appena... Cazzo, abbiamo perso la scena. C'è appena attraversato la strada un capriolo, un cervo, quel coschelè. Stupendo. Che scena bellissima, proprio davanti. Come è stato il fosso? Porca miseria. Infatti guarda che... il fosso qua, guarda che è larghetto, l'ho saltato. Adesso c'è il CP tutto in tiro. Trovalo te adesso. Comunque no, adesso non lo vedi più, chissà verso dove è andato. Peccato, veramente peccato, mi dispiace tanto. E se avevo la GoPro probabilmente anche te lo prendevo, perché l'avrei fissato al manubrio, avrei premuto clic e via. Ci avevo pensato anche prima, ho detto porto la GoPro, l'attacco dopo. Alla fine ho detto no, usiamo questa, però ora che la prendi, la accendi e premi il tasto rec, buonanotte. Comunque secondo noi il cervo è andato qua dentro e adesso andiamo piano piano senza far rumore, andiamo a esplorare qua dentro, anche se... Gli animali passano, dovrebbero fare un sentiero, no? Eh sì, dai proviamo. Sia secca che ieri sera. Vero? Guarda. Che spreco del falò. Qua è inagibile, proviamo a vedere da un'altra parte. Ce la faremo, prima o dopo forse, perché secondo noi deve essere qua, non può essere andato di là che c'è bene o male la spiaggia, no? Hai capito? Vediamo che combiniamo. No, una 3 in teoria. Dal verso, però viene da di là, secondo me voglio andare di là, anche perché lui aveva attraversato di là comunque. C'è la Amy che è partita puntando a qualcosa, no, ma qua non si passa più forse. Sento dei rumori da là io comunque. Sì dai, di qua si passa. Ecco qua. Occhio qua, i rovi. Perché voleva il sentiero? Hai visto? Sì, basta stare accuzzati, perché è pieno anche di rovi qua. Oh, hai i capelli, Dio caro, mollami i capelli, porca troia. Eccola. E adesso qua? No, qua no, non ci passiamo. Niente dai. Perché è tutto un rovo, ci voleva un bucket qua. CP, dove siamo andati? Magari c'è un'altra entrata. Vai CP, sei sempre in mezzo. Non vorrei dire. Come ieri sera. Cosa? Se fossimo dei cacciatori saremmo già morti di fame. Bellissimi boschi. No, adesso riproviamo a trovare un altro sentiero, perché a sinistra io continuo a sentire rumori di animali. Quindi adesso a sinistra e proviamo a rientrare. Ciotole wild. Qualche stronzo di volatile come al solito ha preannunciato il nostro arrivo, quindi ha fatto la spia. Vedi che chi fa la spia non è il figlio di Maria. Ciao, porta a casa. È sicuro lui è passato di qua, no? Porca miseriazza. È che c'è tutta la vegetazione fitta, cioè sono tutte le cannette, dove cazzo vai? Noi bipedi Homo sapiens, cioè sapiens, Homo. Fazano, sì. Ho acceso l'istinto predatorio del CP adesso. Un signor Fayan. Fayan in dialetto veneto è il fazano. Le puntine del mondo è un canale che ti porta a visitare tutti i locali più di tendenza di questa nostra Italia del 2018. E come dico sempre, la caccia è un'arte raffinata. L'unica cosa per essere tale, cioè per mantenere alta il suo lato estetico, ossia la sua bellezza, è l'obiettivo. Cioè se vai a uccidere un animale, che senso ha? Cioè, qual è la finalità, qual è la bellezza estetica dell'atto? Vuoi riuscire a fargli un video o meglio ancora una fotografia? Cioè qua già abbiamo un esemplare di Homo sapiens semi erectus, no? Qua abbiamo un CP dutatus e adesso insomma stiamo aspettando, anelando ai cervi e i cinghiali magari, oddio, è vero? Neanche i cinghiali qua. Ah. No, qui magari no, cioè stenta il vostro e noi altri stenta il nostro. Proviamo.
Purtroppo siamo a rischio grosso perché sul discorso che prima ti facevo dell'arte della caccia siamo in mezzo a chi di quest'arte ci ha fatto una caffonata, ossia quelli che sparano, cioè noi rischiamo anche di essere impallinati o di rischiare anche il cane che magari può sembrare un cinghiale, cioè l'altro giorno al telegiornale, là, cos'è, sui giornali, il tipo ha scambiato il suo amico per un cinghiale, figurati un CP. Vedi, io le vieterei ste robe anche se andassero a caccia di peluche, perché non c'entra un... cioè, andiamo oltre, andiamo oltre. Cioè, c'è gente che va in giro armata a sparare, cioè io devo star qua con l'ansia che uno mi spari dietro, ma siamo scemi, oh!